Nel dibattito sull'istituzione del Parco del Gennargentu, recentemente rilanciato da una serie di iniziative, l'ultima delle quali in ordine di tempo promossa dalla CISLI, interviene Gianfranco Seddone, direttore dell'APAN Sardegna, l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese. Nella nota il dirigente ricostruisce la genesi dell'idea di parco proposta dal senatore Monni di Orgosolo, che non ebbe conseguenze però sul piano normativo e attuativo. In questa prima fase si aveva la concezione di un parco conservazionista visto con criteri esclusivamente naturalistici. Il problema posto, scrive Seddone, era quello della conservazione di specie viventi o di interi ecosistemi. Il modello era quello della riserva integrale, un territorio in cui non esistono residenze stabili né attività produttive. Negli anni 60, continua Seddone, venne presentato il progetto Parco della General Piani che provocò la sollevazione popolare nel 1968. L'area del Gennargentu, sottolinea Seddone, è un attrattore ambientale, culturale ed economico unico in Europa. Seddone chiede che la legge 394 che istituisce il parco venga cambiata in maniera radicale. La sua attuazione è disciplinata dall'articolo 9 che secondo il direttore dell'APAN va modificato cancellando la pletora di consigli di amministrazione, le nomine da parte di tutti gli enti regionali e statali. La forma istituzionale dell'area che l'APAN propone è quella della fondazione di partecipazione. L'assemblea della fondazione invece dovrebbe essere costituita dai sindaci delle comunità dell'area che detengono la maggioranza, allargata alla regione con poteri di rappresentanza delegati dallo Stato. Senza un'intesa, che non c'è mai stata, conclude Seddone, il parco rimarrà imprigionato nelle scartoffie, privo di legittimazione.